Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Buongiorno amici carissimi, buongiorno a tutti, buongiorno, saremo in due a condurre la trasmissione, la sottoscritta e il maestro Walter Casali. Bentornato carissimo Walter. Grazie Oretta, buongiorno a Grazie, tutti. grazie al nostro Lorenzo, preziosissimo come dico sempre collaboratore. Allora carissimo Walter Casali, intanto hai visto che belle montagne oggi? Belle. Le nostre Alpi. Visibilità ottima. Splendida, bellissima. Allora, carissimo Walter Casali, tu sei già stato qua nei nostri studi, mi pare che con te abbiamo fatto un ricordo di Giacomo Puccini. Abbiamo fatto una storia anche dell'opera, La del storia dell'opera, melodramma. giusto. E poi oggi con te faremo due grandi ricordi, due grandi compositori, ovvero Anton Bruckner, compositore austriaco, e Ferruccio Busoni, compositore italiano. Ma intanto Esatto. Walter vorrei presentare te prima di tutto. Prego. Allora, il nostro musicologo, violoncellista, divulgatore in questo caso, ecco, ci accompagnerà appunto in questo ascolto. E Walter Casali, oltre alla sua brillante carriera che ha appena presentato, ha svolto attività accademica, perché tu hai insegnato in Ho tanti conservatori. insegnato, nei conservatori italiani e ho avuto la Ecco. fortuna di dirigerne due, in particolare il Conservatorio di Pavia e il Conservatorio di Piacenza, per cui sono onorato di aver terminato la carriera come direttore. Ecco, che terminata la carriera che però continua in un'altra maniera, perché sei Sì, come direttore artistico. direttore artistico, organizzatore, divulgatore. Diciamo che non ci fermiamo Oretta, siamo Fai bene, sempre giusto. La musica poi non io vedo che, non so, la Marta Argerich, questa grande pianista, quanti anni ha? a 83 mi sembra. 83 83 anni e anni, suona sì. veramente ovunque, bravissima, e veramente sono arrivati a età molto avanzate i grandi musicisti. Perché la musica tiene Tiene giovani, giovane. ti Allora, mantiene in forma. il maestro appunto Walter Casali ci accompagnerà a conoscere Anton Bruckner. È un compositore un po' però tenuto in disparte. Sì, diciamo che è un compositore, se vogliamo, difficile, non conosciuto dal grande pubblico. Lui è famoso per le sue monumentali sinfonie. E sarà anche per questo che spaventano un po' ad eseguirle Esatto. in concerto. Io ne ho suonate diverse e insomma, diciamo che ci vuole uno studio approfondito per entrare nei meandri della composizione di Bruckner, che ricordo a tutti, quest'anno festeggiamo i 200 anni della nascita. Mentre per Ferruccio Busoni ricordiamo i 100 anni dalla morte. Esatto. Un altro grande compositore del quale parleremo nella seconda parte. Adesso S concentriamoci su Anton Bruckner, Sì, che era austriaco, sì. appartiene al tardo romantico, al periodo Esatto, tardo lui romantico. nasce in un villaggio che era un sobborgo di Linz all'epoca, gli antenati della famiglia erano dei contadini e artigiani. La loro storia in effetti è fatta risalire addirittura al XVI secolo. Vivevano vicino ad un ponte, e che li portò ad essere chiamati Bruckner an der Brücken, che vuol dire Già, pontieri sul ponte. Bruckner Esatto, il tedesco è il nonno ponte. di Bruckner poi fu nominato maestro di scuola nel 776, 1000 naturalmente. Questa posizione fu poi ereditata dal padre. Era una posizione, diciamo, non pagata in modo, diciamo, corretto, ma in un ambiente rurale era molto rispettata. La famiglia Bruckner ha praticamente 11 figli e Anton è il maggiore di tutti. E la musica faceva parte del curriculum scolastico e il padre di Bruckner fu il suo primo insegnante di musica, per cui Anton imparò a suonare l'organo fin da bambino. Era molto dedito allo strumento, proprio come lo sarebbe stato più tardi nella composizione, studiando anche 12 ore al giorno. Ecco, e poi appunto è stato proprio l'organo che ha, diciamo, introdotto Bruckner nel mondo della musica, no, è stato il là per Anton Esatto. Bruckner,
poi ha scritto queste sinfonie, ma sono dei sinfonie enormi, giganti, sono tante oltretutto, sono quante sono? Sono Sono 10, 9 10. più la 0, non lo so, Sì, c'hanno una 0, 10, 0, adesso 10, ecco. chiamiamola come vogliamo. Vogliamo far sentire un Sì, breve bene, bene, ascolto? cominciamo così i nostri amici entrano un po' già nel mondo di Anton Bruckner. Allora Allora con io cosa andrei a partiamo, caro? sentire, alla direzione di Celibidache, la sinfonia numero 4, un brano della sinfonia numero 4. È molto interessante sotto l'aspetto dell'interpretazione filologica del maestro Celibidache che, vi ricordo, nel secondo dopoguerra fu nominato, direttore dei Berliner Philharmoniker, che poi cedette, se ne andò perché non erano in linea Co con le sue, diciamo, interpretazioni musicali, e poi successivamente eh. subentrò von Karajan. Allora sentiamo la sinfonia numero 4, con cosa cominciamo? Detta la romantica, che è Sì, una delle sinfonie forse anche più popolari della sì, sinfonia sì. numero 4. Sentiremo 2, diciamo, Movimenti? spezzoni, Ah, 2 sì. spezzoni. Sì, non sono tutti i movimenti, sono degli estratti. Per forza, perché la sinfonia dura 1 ora, Esatto, son tutte più del tempo della monumentali. nostra trasmissione.
Ma è semplicemente meraviglioso questo movimento della sinfonia numero 4 detta. Anzi, aggiungo una cosa, poi c'è una chiamata in linea, Walter. Sì. Allora, nelle intenzioni dell'autore, e penso che tu lo sappia meglio di me, questo tempo vorrebbe descrivere una città medievale. Infatti ha un po', dall'alba la sveglia risuona dalle torri e così via. Diciamo che lo descrive Benissimo, molto. benissimo. Poi per non parlare di questo finale veramente con questi accordi così possenti che Celibidache dirige in una maniera meravigliosa. Mandiamo in linea la telefonata? Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Luisa da Pavia. Allora, volevo ringraziare per questa trasmissione come sempre molto interessante, ma oggi soprattutto per avere visto Celibidache sul podio e che io ho visto dal vero, ahimè, moltissimissimissimi anni fa, ed era uno spettacolo. Vederlo dirigere, oltre alla sua bravura, era veramente un piacere per gli occhi. Grazie mille, grazie infinite, grazie. Grazie a te. Diciamo che l'ascoltatrice è stata una persona molto fortunata, perché Celibidache era circondato da questo alone di mistero come direttore. Insomma, è sempre stato paragonato a Karajan e ai grandissimi, ed è un Lo è. grandissimo. No, volevo soltanto, sistemare un po' il microfono, perché se ci vediamo, no, Fausto, Walter, io sbaglio sempre i nomi, non ti Sì, preoccupare. Siamo nascosti tutti e 2 da questo microfono. vero? Oddio, tu sei più importante, io preferisco che ascoltino la voce, però non riesco. Cosa mi dice il tecnico? Dove devo mettermi? Vabbè, fa niente, andiamo avanti con la musica che è più importante, del mio viso. Allora, caro Walter, andiamo ancora avanti a Sì, conoscere sì, questo andiamo avanti, sì, bellissimo sconosciuto, oserei dire, perché sconosciuto. se le sue sinfonie durano un'ora, capirai che in una sala da concerto ne possono fare mezza se vogliono un po' variare. Quindi che Sì. cosa hai inserito adesso Beh, nell'ascolto e nella conoscenza io andrei anche? avanti ancora un po' sulla vita Sì, prima di sì, ascoltare il certo. finale della quarta. Allora Bruckner, insomma, ha una vita non facile, e la sua, diciamo, autostima non è a massimi livelli. Comunque continua a studiare, e diciamo sui 30 anni, aspira a diventare uno studente del famoso insegnante viennese Sechter. E per l'occasione compose e fece vedere al maestro la Missa Solemnis, che è la numero, cioè 29 di catalogo, scritto un anno prima, e grazie a questa fu accettato nella scuola. Per cui prosegue gli studi, diciamo, professionali. Teniamo presente che però Bruckner è un compositore in gran parte autodidatta, per cui iniziò a comporre seriamente già in un'età all'epoca avanzata, perché attorno ai 37, 38 anni, nel 1861, ecco. Chi fu, diciamo, la scintilla che fece poi aderire alle composizioni uno stile, diciamo, almeno l'inizio preciso, è Richard Wagner. Teniamo presente che Wagner è nell'ambito della musica tedesca, è una viennese tedesca, è diciamo, un punto di riferimento. Bruckner studiò in modo approfondito questo grande maestro. Continuò poi a studiare fino a 40 anni, però diciamo che la fama e diciamo, non arrivò prima dei 60 anni, per cui una vita tribolata per un grande, lo riconosciamo adesso, un grande compositore. Diciamo che la fama di Bruckner arrivò dopo la prima della settima sinfonia. Quindi un po' tardivamente. Nell'84, per cui stiamo parlando di 60 anni. Quindi adesso che cosa ci fai ascoltare, Io Walter? ascolterei il finale sempre Ah, della della quarta. quarta sinfonia, quella. Il direttore è il maestro Blomstedt.
questo è il finale bellissimo della sinfonia numero 4, però, Walter, non c'è nulla di è piuttosto solenne questo finale. Non Allora pensa che le sinfonie di Bruckner, furono mal accolte, no, venivano considerate addirittura selvagge o senza senso. Però ritornerei indietro anche per dare qualche notizia. Lui nel '61, comincia a frequentare il famosissimo pianista Franz Liszt, che tra l'altro Bruckner idolatrava. Meno male, ehm meritatamente. Esatto, Liszt era di fede cattolica e un innovatore armonico e insieme a Wagner diede inizio alla nuova scuola tedesca. Allora il nostro Anton nel '61 fece anche il suo debutto in concerto sia come compositore che come direttore. Poi anni dopo, 6 anni dopo, 7, nel 1868, alla morte del Sechter, del suo insegnante che l'aveva accolto, accettò l'incarico come insegnante di teoria al Conservatorio musicale, teoria musicale naturalmente, al Conservatorio di Vienna, periodo nel quale concentrò tutta la sua produzione, sinfonica. Per cui in seguito poi, successivamente qualche anno dopo accettò anche l'insegnamento all'Università di Vienna, ehm, cercando di portarsi in un ambiente sempre, per lui consono, ma, nel complesso, a Vienna non si Non trovò si trovava tanto bene. bene, no. E poi c'è un'altra cosa, diciamo che in quell'epoca c'erano i sostenitori di Wagner Ma come sempre. e di Brahms e lui si schierò apertamente con Wagner. Con Wagner. Ecco, Bruckner oltretutto ricordiamo che è stato era cattolico, di fede cattolica ed era anche profondamente religioso. Sì, 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 Adesso è vero. se, il nostro Lorenzo è pronto, io farei sentire dal Requiem di questa Bello. bellissima composizione, magari il Dies Irae. Sentiamo tutta la potenza di questo Dies Irae. Sentiamo se Lorenzo è pronto, sentiamo per poi tornare alle sinfonie. Sono 10 e quindi dovremo fare proprio una brevissima Sì. selezione. Sfumiamo su questo bellissimo inizio del Dies Irae, non è inizio del Requiem di Bruckner. Non era il Dies Irae, però si sente la religiosità che si Certo. avverte in questa musica.
veramente era avvolto forse in questa sua fede, no, questa sua, Sì. profondo credere. Allora caro, si è abbassato il microfono? Che è successo? Sono io? Tutto bene. Tutto Io con la bene. tecnologia, credimi caro Walter, tu sei molto, agguerrito Tecnologico. e tecnologico. Sì, sì, sì. No, io sono veramente rimasta indietro e ci rimarrò senz'altro. Senti, andiamo avanti ancora a Sì, conoscere questo sì, grande prima di compositore terminare, austriaco, sì? diciamo, l'intervento su Bruckner, vorrei, raccontarti un aneddoto. Alla prova della sua quarta sinfonia nel 1881, Bruckner diede la mancia al direttore d'orchestra. Perché? Perché diciamo, la sua era un'umile accettazione della fama, non si considerava come lo consideriamo oggi un grandissimo maestro, è sempre stato al di sotto diciamo del suo impegno. Alla fine della sinfonia, Bruckner, diede una moneta nella mano di Richter, che era Hans Richter, il direttore d'orchestra, che naturalmente accettò, che era un tallero di Maria Teresa, e lo indossò sulla catena del suo orologio per sempre in diciamo in In onore e in onore e ringraziamento ringraziamento. di questa grande disponibilità del maestro Ma Bruckner. siamo già alla pausa pubblicitaria? Ah, c'abbiamo una chiamata, va bene, pronto? Buongiorno, mi chiamo da Boare io, mi chiamo Prego. Piera, volevo congratularmi con le sue trasmissioni tutti i sabati, Grazie signora, soprattutto oggi che mi ha commosso il Requiem, è anche perché io bellissimo. faccio parte un po' mio marito è stato un grande fotografo a livello mondiale. Bene, Le bene, sue fotografie ci sono anche alla Biblioteca Nazionale di Torino. bene. Allora, Cuore, perché oggi è stata una giornata meravigliosa. Grazie di cuore. grazie, grazie alla Grazie. nostra ascoltatrice. Vedi, stanno in silenzio, però ascoltano, non chiamano ma Ascoltano. ascoltano. Senti, prima di passare al prossimo alla prossima sinfonia, no, mi devi che non sarà la 7, no? Possiamo fare ascoltare quello che No, no, vogliamo. no, no, ma Noi dico no, ti volevo chiedere sì, perché la sinfonia numero 7 è la più nota fra le sinfonie di Bruckner, che è anche perché l'unica che viene poi eseguita, insomma. Ecco esatto, perché. diciamo che Con Bruckner deve la sua fama recente ai grandissimi direttori d'orchestra, tra cui Claudio Abbado, Daniel Barenboim, per cui diciamo che è la più rappresentata perché ha un sistema musicale all'avanguardia, che colpisce direttamente il pubblico. Però non è giusto perché abbiamo sentito la quarta quanto è bella, abbiamo sentito quella che sentiremo ora adesso che ci proporrai tu Walter, In ossia realtà son tutte belle. son tutte belle, appunto mi spiace che solo la settima gli abbia dato questa, notorietà, povero Bruckner. Povero Bruckner. Eh. Vabbè, ci Al siamo riscattati poi in futuro, in diciamo. futuro. Va bene, allora quindi che cosa Io proporrei della sinfonia cosiddetta 10, ecco, una parte, 2 o 3 minuti di musica giusto per terminare, poi bene, per gli raggiungere poi il ascolti, nostro ecco. breve spazio pubblicitario. La sinfonia numero 10.
In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? E torniamo in diretta, credo, con una chiamata in linea che pazientemente atteso. Pronto? Pronto, buongiorno Retta, io sono Francesco da Genova. Buongiorno Francesco. Un saluto a te, ai radioascoltatori e anche al tuo ospite. Intervengo perché Bruckner è un autore che ha usato molto il mio strumento, cioè il trombone, e quindi mi interessava moltissimo questa trasmissione che non sono purtroppo riuscito a prendere dall'inizio. Ma verrà replicata, credo, la domenica pomeriggio, quindi potrai sentirla Bene, domani no, ma pomeriggio. adesso sono in ascolto. Sì, ma domani la trasmissione penso che venga messa in replica. Domani domenica. Ok. Ecco. Bene, grazie infinite, grazie, un saluto a Genova. Passiamo alla seconda telefonata e poi torniamo in collegamento con tutti gli ascoltatori. Pronto? Pronto? Sì? Mi senti? Sì che ti sento. Buongiorno, sono Piero da Monza. Piero da Monza, Volevo buongiorno. complimentarmi per la trasmissione e per come il maestro ci sta raccontando veramente delle cose interessanti con grande semplicità, ma facendoci interessare. E Oretta, vorrei anche chiederti di dire a INSEC o ai tecnici di replicare non solo la domenica, ma qualche volta anche durante la settimana questa trasmissione e tutte le tue trasmissioni, che sono tra le più belle di Radio Grazie, Libertà. ma grazie, molto gentile, lo diremo ai tecnici, il nostro Lorenzo si farà portavoce. Grazie mille. Hai visto? Grazie. Una radio senza filtri né censure. I nostri ascoltatori arrivano semplicemente. Senti, per poi passare a Busoni, quindi salutiamo il nostro Anton Bruckner. Salutiamolo con la sua doveroso opera, rispetto. certo, fu apprezzata inizialmente solo da una discreta cerchia di amici e ammiratori, poverino. Ma dopo la sua morte, sempre dopo la morte, Sempre, sì. avviene che il riconoscimento, e quindi le sue musiche cominciarono finalmente a uscire non solo in Austria, ma anche in paesi europei e non da tantissimi anni anche in Italia. Sì, È vero. così. È È così. così. Senti, caro Walter Casali, come vuoi essere chiamato? Musicologo? Walter. Tu semplicemente Walter. Ma i nostri amici devono sapere Ma che tu sei certo. stato un grande contrabbassista, direttore di conservatori vari, hai svolto attività accademica, hai diretto con le più Diversi grandi conservatori, sì. con le più grandi orchestre, con i massimi direttori. Allora adesso passiamo a Ferruccio Busoni, Bene. che quest'anno si ricordano i 100 anni dalla morte. Sì. Quindi si susseguiranno le fotografie di Busoni e ci farai ascoltare qualcosa anche di questo grande nostro musicista, che Sì. però non è sempre stato in Italia Busoni, ci ha lasciato. No, è vero, vissuto per la maggior parte della sua vita all'estero. Ferruccio Busoni nasce ad Empoli il 1° d'aprile, non è uno scherzo naturalmente, e muore poi a Berlino nel 24. Il padre Ferdinando era un clarinettista e in effetti poi ascolteremo più avanti un concerto per clarinetto che dell'opera di Busoni non è fra i più conosciuti. La mamma invece era una pianista molto esperta, insomma dai genitori ebbe la prima istruzione ed educazione musicale a Trieste, però a 9 anni già lo ascoltiamo a Vienna per il suo primo concerto pianistico, poi continuò gli studi a Graz. A 15 anni lo ritroviamo in Italia, acclamato in tutte le città, perché lui era un pianista eccezionale.
Busoni era un pianista eccezionale. E poi è stata una personalità proprio multiforme, un virtuoso d'eccezione, una mente vivida, aperta, veramente un grande un po' in tutto Busoni. Sì, sicuramente una persona che diede un impulso al modo di suonare, diciamo del pianoforte nei primi anni del '900, ma anche nella parte finale. Teniamo presente, che lui nel 1890 vince il premio Rubinstein e insegna nel Conservatorio di Mosca per 3 anni. No, cioè insegna al Conservatorio di Mosca e poi dopo, successivamente, al Conservatorio di Boston. Non abbandonerà mai la sua attività pianistica, però non trascura quella di compositore, la quale diviene particolarmente importante. Una particolarità dell'ascolto che andremo a fare a breve è che lui trascrisse, molta musica di Bach. È un trascrittore, diciamo, dei corali o dei concerti. In in questo caso noi potremmo, se sei d'accordo, potremmo ascoltare la Ciaccone in re minore dalla partita Ma numero 2 di Johann Sebastian Bach. Walter, vuoi che io non sia d'accordo? No, certo. Tu sei un maestro, io sono un'umile allieva, chiedi Ma a me. Senti, no, intanto vorrei ricordare a chi ci riesce a seguire anche con la televisione che si susseguono le fotografie, le varie fotografie prima di Bruckner, poi adesso di Busoni, no, adesso ci siamo noi 2, ma, si susseguono queste fotografie per cui è anche interessante conoscere i personaggi, i musicisti. Ecco, Busoni per fortuna a differenza di Bruckner ha avuto una vita un pochino più sì. un po' più serena. Certo, sì, Serena, diciamo Sì, che vabbè, arrivò al successo molto più prima di Bruckner, successo, che insomma si è mosso per l'Europa un po' più, diciamo cittadino del mondo, si cittadino del direbbe mondo. Va oggi. bene, quindi adesso sentiamo la, trascrizione, hai detto, Della Ciaccone in della re Ciaccone minore, che è trascritto dalla partita numero Ciaccone di 2, Bach, esatto, trascrizione di Ferruccio. al pianoforte abbiamo niente po' di meno che Arturo Benedetti Michelangeli. Bene, grazie a me Michelangeli.
sfumiamo su questa meraviglia, veramente. Benedetti Michelangelo è un pianista grandissimo, ma il suo compositore Ferruccio Busoni si sente che è stato veramente Dopo questa non so. esecuzione, Oretta, potremmo terminare Ah, perché abbiamo senz'altro. 3 Mh. grandissimi: il pianista Arturo Benedetti, il grande, il sommo Bach e la trascrizione eccelsa di Busoni, che rende benissimo tutte le armonie, tutti le linee melodiche del brano. Ecco, Bach, ricordiamolo, che fu per Busoni un altissimo maestro di stile e rigore compositivo. Certo, lui però, essendo un pianista, diciamo, essendo un grandissimo pianista, si può dire che, dopo Liszt, che l'abbiamo appena nominato con Il gigante Bruckner, della tastiera. esatto, praticamente, ritrovò in questa figura la sua personalità, e in effetti ampliò i limiti dell'esecuzione pianistica, apportandovi sostanzialmente delle originalità. Egli inventò il gioco di pedali, giunse all'estrema possibilità del gioco polifonico, e l'abbiamo appena sentito prima nell'esecuzione di Bach. Non si fermò alla meccanica, ma curò particolarmente il fraseggio, e come è giusto che sia, ecco. Per cui, diciamo, nella tecnica e nell'interpretazione pianistica Busoni, si colloca come un grandissimo, e dovrebbe essere, diciamo, più valorizzato nei È vero, anche nostri. lui, proprio. Esatto. Intanto ricordiamo che Busoni fu autore anche di opere teatrali, forse non so se le eseguono, la Turandot e il Dottor Faust, che Poco, non è la Turandot di pochissimo, Puccini o pochissimo, il dottor pochissimo. ecco, quest'ultima del Dottor Faust rimase incompiuta e venne terminata da Janacek. Sì. Quindi sono 2 opere che sulle scene a te è mai capitato No, 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 mai. diciamo che i teatri d'opera, naturalmente, Stanno avendo poi anche problemi, chiamiamoli, economici. di bilancio, cercano sempre di attivare il più Eh, possibile musica nuova, però di stare sempre con i gusti del però pubblico, per cui certi capolavori eh, difficilmente li sentiremo in beh, Italia, sì, io dico che sarebbe doveroso invece inserire un'opera, come fa, guarda, il Teatro di Cagliari, ogni anno inizia la stagione con un'opera, un po' inedita, sconosciuta, eccetera. È una sua, così, tradizione, mi sembra una cosa molto, molto giusta. No, certo, bisogna osare, alzare Osa. l'asticella per ampliare quello che è il pubblico oggi. Va bene, torniamo al nostro Ferruccio Busoni, nato a Empoli nel 1866, morto a Berlino nel 1924, per questo che quasi a fine anno ci sembra, doveroso comunque ricordarlo, sia lui che Anton Bruckner. Adesso che cosa facciamo ascoltare ai nostri amici? Allora, avevo, diciamo, parlato all'inizio della sua vita del padre Clarinettista, clarinettista. sì, Io certo. farei ascoltare il concerto per clarinetto che scrisse Busoni alla fine dell'Ottocento, per cui è un concerto, diciamo, tardo romantico, per cui non ha nulla a che vedere con la musica del Vabbè, sarà stato Novecento, però. un omaggio al padre magari. Esatto, è una chicca che mi piace far Bene, bene. ascoltare. Anche questo sarà un po' inedito.
Ma è sempre un dispiacere quando si sfumano queste meravigliose composizioni. Beh, se Dovremmo uno stare qualche giorno direttamente in radio, ma è buttar via gli spazi agli impossibile. altri. Vabbè, ma se uno vuole se lo va ad ascoltare. Certo, Ecco, certo. bellissimo. Senti, allora, concludiamo un po' la vita di Sì. Ferruccio Busoni, anche se naturalmente Sì, in lui pochissimi secondi. diciamo nel XX secolo si trasferisce a Berlino, ha avuto modo nei suoi soggiorni a Parigi italiani di incontrare D'Annunzio, i futuristi Marinetti e Boccioni. Poi però deve lasciare Berlino perché l'Italia entra in guerra, mentre prima era non belligerante, se ti ricordi, per cui deve lasciare Berlino e la sua, diciamo, salute incomincia a Vacillare. declinare, esatto. Difatti lui ritorna nel 1915, poi, decide di stabilire appunto da lì in avanti in Svizzera, incontrò di nuovo tutti i grandi, diciamo, i suoi contemporanei artisti, poi l'ultima opera, come facevi notare tu, era il Dottor Faust che, rimase Incompiuta incompiuta e fu presentata l'anno dopo della sua morte. ed è scomparsa. Ed è sì, Insomma, fu si rappresenta pochissimo. Chiuderei un attimo con una citazione di Alfred Brendel, che è un famosissimo pianista contemporaneo, che disse che il modo di suonare di Busoni significa la vittoria della riflessione sulla bravura. giusto. Senti, no, non dimentichiamo il concorso Busoni che si tiene a Bolzano, mi pare. Esatto, sì, sì, Concorso sì. pianistico molto importante, molto prestigioso. Moltissimo. La Ecco, Argerich che tu avevi citato ecco. prima si Si affermò affe anche in questo. Ecco, questo è giusto ricordarlo. Allora, visto che parliamo di pianoforte, io chiuderei con il concerto, una parte, l'inizio del concerto per pianoforte, coro maschile e orchestra. Pensa che composizione anche questa molto impegnativa. Infatti costituisce uno dei lavori più singolari e contraddittori della produzione musicale di Ferruccio Busoni. Proprio. Eh? Direi che possiamo Eh. ascoltarlo Però, per l'opera ha avuto una scarsa fortuna perché, forse dalle difficoltà, forse difficoltà dalla del richiesta grande pubblico di comprendere l'essenza delle composizioni, e poi probabilmente deve essere eseguita da un grandissimo pianista. anche. Va bene, allora noi con l'inizio del concerto in do maggiore per pianoforte, e orchestra di Ferruccio Busoni salutiamo i nostri ascoltatori. Ringrazio te Walter Casali per questa tua preziosa partecipazione. Ce ne sarà bisogno ancora, eh? Grazie Oretta, io sono a disposizione. Bravo. E grazie a Lorenzo, con il quale fra noi ci rivedremo la settimana prossima. Grazie ancora, Walter Casali. Grazie a voi.